Una protesta oggi qui davanti alla prefettura che segue quella di 15 giorni fa davanti Petrusa, proprio per evidenziare le problematiche di un ponte che sta dando tante difficoltà alla città, ma anche per la viabilità a tutta la provincia. Ecco, la CISL ci crede nella protesta in attesa di risposte che forse non arrivano mai. Non è solo la CISL, è anche la cittadinanza, le associazioni e qualche consigliere comunale dei due comuni, Agrigento e Favara, che ci danno un contributo notevole su questa vicenda. Il problema è che non ci sono soluzioni. Abbiamo appreso ieri dai social che l'ANAS si è recata al comune, ha presentato un presunto progetto, diciamo, perché non abbiamo l'ufficialità, dove ancora servono le autorizzazioni, una conferenza di servizi, ma l'unica notizia ufficiale che ci risulta è quella della risposta che a quanto pare ANAS ha dato alla prefettura a seguito delle nostre richieste, che dall'esecuzione, dall'inizio dell'opera serviranno almeno 24 mesi, quindi immaginiamoci con questa velocità che hanno le imprese pubbliche nel realizzare le infrastrutture, come abbiamo visto la 640 ci hanno impiegato più di 8 anni per realizzarla, e pensiamo che questo ponte non prima di 4-5 anni possa essere messo in piedi. Allora noi non possiamo più aspettare, i cittadini sono stanchi, la politica non riesce a programmare uno sviluppo di questo territorio, è completamente assente e lontana dai cittadini. La politica, come vediamo, è assente, le istituzioni ai vari livelli sono sordi. Stiamo cercando come federazione, come organizzazione sindacale, di dare voce alle centinaia di residenti e di lavoratori che insistono in quella zona. Chiaramente, come diceva il segretario generale, questa è la seconda delle nostre proteste, che verranno a seguire altre, chiaramente, con il coinvolgimento più massiccio, si spera, della popolazione. La polizia penitenziaria è scesa anche in campo perché, come già detto in epoca passata, ci sono rischi concreti per la sicurezza dell'istituto. All'interno del penitenziario abbiamo un'aula bunker, ricordo che il carcere è uno dei più grossi che abbiamo in Sicilia. C'è una proposta alternativa di una strada che lei si ostina a fare da tante volte, l'abbiamo intervistato tante volte, ma le è arrivata qualche interlocuzione per ascoltare quantomeno questa sua proposta? Sì. Ho avuto un incontro direttamente con altri amici, con il signor prefetto, che è stato veramente sensibile al problema, al quale già ho lasciato uno schizzetto, però dicendogli che gli avrei portato una mappa, perché bastano 50 euro per risolvere il problema per tutti, 50 euro, perché basta fare la rotonda sulla strada che scende dal carcere, fare una rotonda con i New Jersey, che sono quelli di cemento, una rotonda piccola, e rallentare da una parte e rallentare dall'altra parte. Considerate che ci sono 1000 rotonde da Caltanissetta fino ad Agrigento, questa non farebbe male a nessuno. Praticamente questa rotonda costa pochissimo e quindi facendo questa rotonda, fra l'altro, non ci sarebbe bisogno più di fare il ponte.